Ciao a tutti amici di Archeosarabus, stamattina sono a Castiadas, finalmente, dico finalmente perché finalmente ci hanno aperto le gabbie, ci hanno dato la possibilità di nuovo di spostarci, era una cosa che desideravo fare da tantissimo perché Castiadas l'abbiamo trascurata, bene che rammarico, prometto che metterò una pezza a questo gap e comincio da oggi con lassù, Nuraghe, qui Livaliu. Sono praticamente a due passi dalla strada asfaltata. Siamo comunque in un terreno privato, quindi mi raccomando massimo rispetto. Vi porto a vederlo. Allora, intanto la prima cosa che ci capita salendo, almeno io sono passato da un sentierino che non so se potrebbe esserlo per tutti, anche perché come potete vedere stinto più. La prima cosa che possiamo scorgere da qui attraverso la fitta boscaglia è una bella e interessante opera muraria che è probabilmente riferibile alla torre centrale. Ancora quella struttura muraria che fa capolino tra le fresche frasche, incuriosendoci ancora di più. Ed eccoci abbagliati da questo sole propizio giungere finalmente alla struttura tanto agognata. Qua sono nel lato ovest, quello che abbiamo intravisto dalle fresche frasche. Come potete notare, la struttura si mantiene ancora intatta per circa 6-7 filari, quindi stiamo parlando di un'altezza di circa 2,5 metri da questo lato. Questa era, come dicevamo, la torre centrale, torre che prosegue poi in direzione nord, come vedete, infilandosi in quella folta vegetazione. Ma noi non ci arrendiamo e quindi ci infileremo anche lì dentro. Allora, come si può vedere, la torre centrale, che è questa, quello che rimane della torre centrale, sono circa 6-7 filari di pietre di granito, come si può vedere, granito del posto, conci di medie e grandi dimensioni, scarsamente lavorate, perché comunque il granito è una pietra molto dura. Diciamo che è una caratteristica che vediamo in tutti i nuraghi fatti, almeno per quanto riguarda la zona, i nuraghi di granito e le pietre sono scarsamente lavorate, probabilmente proprio per la durezza della pietra. E la posa in opera dei filari è fatta attraverso poi l'utilizzo di zeppe che regolarizzava, diciamo, la fila. Ma andiamo a cercare, a vedere se si riesce a vedere l'ingresso, che normalmente è a sud-est. La struttura del sito è certamente complessa. Là dietro potete vedere la torre centrale e poi qua siamo sul lato nord. Come potete vedere diciamo, parte questa struttura muraria che poi prosegue verso nord, ma essendoci una recinzione un po' più avanti non è possibile poi capire come finisce questa struttura, se è una struttura circolare oppure se magari è un muro che è stato fatto successivamente, non so, per delimitare un confine, ecco. Però allora sicuramente il tipo di materiale utilizzato e il tipo anche, diciamo, la costruzione dei filari è pressoché uguale a quella del nuraghe, quindi fa pensare che sia comunque una struttura funzionale all'insediamento dell'epoca. Eccomi qua sul lato sud-est, quindi qua, secondo la tradizione, dovrei trovare l'ingresso, ma la struttura, come potete vedere, è completamente crollata. Qui è diciamo, colma di pietre di crollo e quindi è impossibile leggerne la posizione. Però diciamo che sotto, facendo il giro qua, è evidente che la torre centrale ancora è parzialmente intatta, quindi probabilmente togliendo tutta questa roba qua è probabile ancora riconoscere
l'ingresso, trovare l'ingresso, perché ripeto, il materiale di crollo è veramente tanto e sale per diversi metri, sarà almeno 7-8 metri qua. Il lato ovest, anche qui diciamo residuano ancora 2, 4, 6, 7 filari di pietre, quindi ancora una porzione importante. Tra l'altro da qui possiamo sbirciare attraverso questo olivastro, possiamo sbirciare poi quella che un tempo era la cupola della stanza della torre centrale della Tolos, che è crollata. Come vi dicevo, una struttura complessa. Infatti adesso qua sono sul lato, diciamo, sud-ovest, e come potete vedere c'è un'altra struttura, un'altra opera muraria, come se fosse diciamo, un antemurale, un bastione, no? Che praticamente anticipa la struttura centrale, che è praticamente lì sopra. Siamo a circa 7-8 metri dalla torre centrale. Questa struttura muraria, come possiamo vedere, poi prosegue qui girando e infilandosi nella macchia mediterranea. Ancora qui nel lato ovest vediamo che prosegue quella struttura che io ho definito bastione o antemurale, anche se non so di preciso cos'è perché non si può leggere. Allora, diciamo che la gita di oggi la possiamo anche considerare conclusa. Scusate il fiatone, ma ho una certa età e possiamo considerare, come dicevo, conclusa la gita di oggi. Qual è il pensiero che voglio lasciarvi? Allora, ci sono in Sardegna migliaia e migliaia di nuraghi e, come è facilmente intuibile, è impossibile prevedere dei soldi per sistemarli o comunque renderli fruibili tutti quanti. Quello che possiamo fare noi, sicuramente a costo zero, è proteggerli, rispettarli. Quindi quando andiamo a visitarli, se ne abbiamo qualcuno, lasciamoli come sono. Lasciamoli, hanno dormito per 5.000 anni, 4.500 anni, quello che è. Lasciamoli dormire in santa pace, non togliamogli le pietre da sopra, no, cerchiamo di scavare intorno. Lasciamoli loro eterno riposo. Prima o poi ci saranno risorse, tempo, uomini per magari fare qualche studio, quindi abbiamo il dovere di proteggerli. Amici, se vi è piaciuto il video, condividete, mettete mi piace, condividete, fate condividere ai vostri amici, diffondete il verbo nuragico del Sarrabos. Grazie e alla prossima.